Ceccato Automobili, concessionaria ufficiale Alfa Romeo a Bassano del Grappa, Thiene e Padova. Costenaro Assicurazioni, i tuoi assicuratori da oltre 40 anni, a San Giuseppe di Cassola, a fianco del Bassano Virtus, perché insieme si vince. Protec, componenti e accessori per l'alta moda, qualità e creatività tutta italiana da oltre 25 anni. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cuore Giallorosso. Ci siamo, domani è già tempo del secondo turno playoff per il Bassano Virtus alle 20:45 allo stadio Città del Tricolore. I virtusini sfideranno la Reggiana. Ancora una volta per i giallorossi un unico risultato possibile, la vittoria, perché in caso di parità dopo i tempi regolamentari a passare saranno gli emiliani. Ma allora, prima della partenza del pullman proprio per Reggio Emilia, oggi abbiamo incontrato il tecnico dei giallorossi, Giovanni Colella. Mister, sarà sicuramente una domenica diversa, non si gioca, si attendono i risultati degli altri, li guarderà con attenzione o è relativo? No, non li guarderò proprio, sarà come al solito Moreno Greco a telefonarmi la sera e a dirmi cosa è successo, perché non è cosa a cui non tengo, non mi interessa. Sto pensando soprattutto a far arrivare la mia squadra nelle condizioni giuste venerdì. Quindi non le interesserà più di tanto neanche il nome dell'avversaria, o questo invece conterà? Beh, dopo conta, perché dobbiamo prepararci anche ad affrontarli, però per adesso sinceramente non fa differenza incontrare uno o l'altro. L'unica differenza che potrebbe esserci pesante è quella di giocare in casa per avere il doppio risultato, ma il resto secondo me conta poco. Intanto un test amichevole con la neopromossa Cartigliano, che cosa studierà in questa amichevole? No, ci serve soprattutto per mantenere un ritmo gara, visto che facciamo di quest'arma un aspetto importante del nostro modo di intendere calcio e basta. Quindi non chiederemo niente di particolare se non intensità e impegno. Che settimana è stata questa, non dovendo preparare una partita, arrivando invece da una partita, il derby, insomma, che era particolarmente attesa? No, tranquilla, abbiamo cercato di resettare, nel senso che il messaggio è stato, che secondo me è il messaggio corretto, tutto quello che è stato non conta più, e quindi rimorsi, rimpianti, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, l'obiettivo è stato raggiunto, perché questa è una delle poche cose oggettive che ci sono. L'obiettivo della società era migliorare il piazzamento dell'anno scorso, abbiamo migliorato il piazzamento sicuramente, abbiamo migliorato anche in termini di punti, quindi un obiettivo è già stato raggiunto. Adesso bisogna resettare e pensare solamente alla prima partita dei playoff. Comincia un altro campionato? Ma quello sicuro, è poi totalmente diverso, con un impegno mentale anche superiore, con degli aspetti che non hanno niente a che fare con quello che è successo prima, quindi sarebbe un errore sprecare dell'energia a pensare a quello che è stato. Sembra ha definito questa seconda fase quasi un piccolo mondialito, nel senso che secondo lui dura tantissimo. Sì, è un playoff piuttosto particolare, oserei definirlo cervellotico, però noi non stiamo qui a discutere i regolamenti, cerchiamo di fare il massimo e basta. Per tutti i tifosi che domani sera volessero andare a sostenere il Bassano a Reggio Emilia, la prevendita dei biglietti è aperta fino alle 19 di domani. 10 euro il costo del tagliando per i settori ospiti, ridotto tra l'altro a 8 euro per gli over 65, per le donne e per gli under 14. A noi non resta che dire ovviamente tutti assieme una forza Bassano e ritrovarci domani per sapere proprio le ultime novità a pochi minuti dalla sfida di Reggio Emilia. Cuore Giallorosso per oggi termina qui. Arrivederci. Ceccato Automobili, concessionaria ufficiale Alfa Romeo a Bassano del Grappa, Thiene e Padova. Costenaro Assicurazioni, i tuoi assicuratori da oltre 40 anni, a San Giuseppe di Cassola, a fianco del Bassano Virtus, perché insieme si vince. Protec, componenti e accessori per l'alta moda, qualità e creatività tutta italiana da oltre 25 anni.